Ma ho ascoltato un po' parte del dibattito, ma le relazioni, perché tra l'altro un dibattito, non è un dibattito, è un chiacchierare fra le opposizioni di cosa pensiamo, insomma, ma un po' le relazioni della maggioranza e rimango un po' così, diciamo, davanti alla narrazione, insomma, contenuta all'interno. Ovvio che la maggioranza deve sostenere le scelte fatte negli anni, per l'amor del cielo, però ci sono delle cose che all'interno di questi provvedimenti, ma soprattutto quelle che non sono all'interno di questi provvedimenti, che vorremmo un po' evidenziare. La prima è che tra la stabilità e la collegata li abbiamo contati, quindi penso di essere abbastanza sicura che ci sono 14 commi legati all'ambiente. E quindi se facciamo un confronto con gli altri commi degli altri articoli molto più corposi e molto più ricchi di ogni cosa, insomma 14 commi sono decisamente pochi rispetto a un tema così grande e così importante per la nostra regione che tra l'altro, andando poi anche a analizzare questi 14 commi contenuti all'interno del testo, non è che stravolgano o portino delle grandissime innovazioni al futuro, per il futuro soprattutto della regione, perché pare che qualcuno l'abbia già detto, ma insomma ci siamo candidati a questo Green Deal europeo, però ci siamo candidati al Green Deal europeo, ma poi non abbiamo né qui né fino ad ora capito poi com'è che intendiamo raggiungere gli obiettivi di questo Green Deal europeo. Non abbiamo ben capito appunto che cosa intendiamo, come vediamo la nostra regione, soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti climatici e altre cose come la tutela della biodiversità o la salvaguardia del suolo. Insomma, ogni volta che esce il rapporto sul consumo di suolo, la nostra è una delle regioni più dove si consuma più suolo in assoluto, e anche in zone dove non si dovrebbe proprio consumarlo anche ancora di più. Oppure il dissesto idrogeologico, ci sono delle norme ovviamente contenute, ma anche le bonifiche. Ogni volta noi riprendiamo questo tema, ma ogni volta, l'ha detto anche prima il mio collega, non troviamo poi riscontri all'interno dei testi che vanno poi ad affrontare questi temi. Certo, ci sentiamo sempre dire che la risposta è il PNRR, però anche avendo a disposizione le risorse del PNRR bisogna preparare il terreno, come si dice, no? Non è che si può far arrivare questo quantitativo di risorse e però non aver preparato il terreno fertile sulla quale poi mettere queste risorse che diano poi i risultati sperati e che soprattutto non vengano messe sempre solo in opere pubbliche, ma anche da altre parti. La seconda è la questione legata alla casa, che alle politiche per la casa ovviamente, perché in questi giorni, non so se è capitato anche a voi, però io ascolto ogni giorno la radio e su una radio passa lo spot della maggioranza, della giunta, immagino, suppongo, sulle scelte che sono state fatte proprio riguardo alla recente modifica, insomma, sulle politiche abitative. E ascoltandola sono rimasta un po' perplessa perché mi sono proprio segnata la frase. Lo spot dice: prima casa, un lusso per pochi. Sì, no, 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 non è del PD, no. Ah, è per loro. Comunque, quello del PD è vero, cioè nel senso, se è del PD dico sì, è vero, è un lusso per pochi, perché non possiamo pensare che sia un lusso per pochi, perché se
una persona vuole investire e si trova in una situazione di disagio e deve necessariamente cambiare casa per qualche motivo, non può essere un lusso per pochi avere la possibilità di prendere un contributo dalla regione per cambiare la propria casa, perché è assurdo, sono assurde queste scelte che sono state fatte ultimamente, lasciando fuori tutta una parte di popolazione che ingiustamente si trovano ad un cambio poi di rotta, perché alla fine qualcuno prima diceva che abbiamo stanziato risorse enormi su questa misura. Sì, è vero, ma perché avete modificato la legge, vi siete trovate una marea di richieste e quindi per dare risposte alle persone che si sono in qualche maniera affidate a questo contributo, avete dovuto mettere le risorse, altrimenti non sareste riusciti a rispondere a tutte le richieste che sono arrivate. E quindi il fatto che il contributo sia un lusso per pochi non è per niente una cosa positiva e anzi è sbagliata. E ho visto che c'è un emendamento di Moretuzzo e Bidoli che sicuramente voteremo, che chiede proprio di togliere il contributo per la costruzione, perché a suo tempo la scelta che era stata fatta dalla giunta precedente era corretta, cioè la nuova costruzione consuma suolo e come ho detto prima siamo una delle peggiori regioni sotto questo aspetto. Ed è così, potremmo dire così, su quasi ogni scelta insomma, che è stata fatta, anche perché anche questa volta mi viene da dire, perché non è la prima volta che è capitato, ci troviamo di nuovo, no, con un testo che è stato trattato nelle commissioni e poi arriva l'emendamento, arriva la parte più sostanziosa all'interno della discussione e quindi non c'è confronto e non c'è nemmeno possibilità di decidere e di confrontarsi su quelle che sono le scelte fatte e dove vengono poi destinate queste risorse. E quindi un po' tra il fatto che non intervenga nessuno della maggioranza, almeno per il momento, a parte qualche sporadico intervento, tra il fatto che ci sia appunto sempre questo super mega emendamento e queste risorse che saltano fuori all'ultimo momento, diventa anche difficile poi affrontare anche le discussioni. Diverse sono e saranno le proposte che abbiamo presentato, ma più o meno su quasi tutti gli articoli. Una è certamente quella che abbiamo chiesto già nella scorsa legislatura, poi in questa è stata fatta dalla maggioranza, ma che insomma, mira alla gratuità del trasporto pubblico locale, che è una misura che era stata anche promessa dall'attuale maggioranza. Abbiamo proposto anche il reddito integrativo per le donne vittime di violenza, che è un fondo che è previsto a livello nazionale, che prevede che le regioni possano in qualche maniera integrare questo assegno e abbiamo fatto una proposta in merito. Abbiamo fatto delle proposte rispettivamente a quanto accaduto a Mossa, ma non solo per Mossa, ma anche delle proposte che mirino ad aiutarci a prevenire i casi come Mossa. E ricordava già prima anche, mi sembra, il consigliere Conficconi, tutta la parte riguardo al rinverdimento delle città e all'attenzione agli insetti impollinatori. E potrei insomma continuare, ma poi avremo modo nel corso dell'illustrazione degli emendamenti di trattarle uno ad uno. Ci sono poi però, sempre sugli emendamenti, ci sono alcuni emendamenti che vengono dalla maggioranza che sono un po' così, cioè neanche cominciato, si trova tra i primi emendamenti, adesso mi pare il 4, una bella
riforma, insomma, un bel emendamentone sull'Ausir che arriva così in un emendamento dell'ultima ora quasi, no? Voglio dire, per la quale in commissione ovviamente non c'è stato alcun dibattito. Ci sono come sempre immancabili le poste puntuali che quando appunto dovremmo anche pensare che ci sono persone e soprattutto famiglie molto in difficoltà in questo periodo. Qualcuno prima, mi sembra, il consigliere Bordin parlava della legge sulla famiglia. Io ho già ribadito in quella sede che non credo che la legge sulla famiglia sarà in grado di dare le risposte che vi attendete e soprattutto non sarà in grado di combattere la denatalità, che credo sia uno dei problemi più grandi della nostra regione, ma non credo solo della nostra regione. E quindi diciamo, vedremo nell'arco della discussione e del prosieguo quale sarà insomma, anche l'orientamento rispetto ai emendamenti che abbiamo fatto su temi vari, appunto. Era dal Zovo. E poi sappiamo già più o meno come andrà, ma insomma, grazie. Grazie.